Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, parliamo di sanità e lo facciamo con Maria Pia Garavaglia. Oggi la possiamo definire tra le tante occupazioni che ha, esperta in politica sanitaria. Lei è stato ministro della sanità, insomma una lunga carriera. Tutta sanitaria. Tutta sanitaria. La domanda è proprio diretta. Il nostro sistema sanitario oggi, com'è diventato? Intanto, meno male che c'è. Io penso che le persone che ci ascoltano e che ci guardano può darsi che abbiano qualcosa da rimproverare il sistema sanitario, poi ciascuno di noi ha molto da rimproverare perché ciascuno per sé vorrebbe il massimo subito, adesso e sotto casa, ma in termini veramente reali noi abbiamo un sistema sanitario di cui essere orgogliosi, risponde chiaramente al bisogno di uguaglianza dei cittadini, nel senso che con la riforma sanitaria che è del 78 e l'abbiamo anche un po' rielaborata finora, abbiamo cercato di avvicinare al cittadino i servizi e di dire al cittadino che la sua salute per noi è preziosa perché è diritto individuale ma è anche un interesse generale, e abbiamo aggiunto alla cura la prevenzione e la riabilitazione. Sulla cura siamo ancora abbastanza ben preparati, la prevenzione la facciamo male e sulla riabilitazione manca moltissimo perché il territorio ancora adesso non si è innervato, eppure è dal 78 per l'appunto che si sarebbe dovuto svuotare l'ospedale di funzioni non proprie, di modo che l'ospedale si va solo quando serve e solo per il tempo che serve. Il prima e il dopo ospedale avrebbero dovuto realizzare quei servizi pronti, non che quando ho bisogno non so dove andare, perché sarebbe dovuto essere già lì. Questo manca ancora. E perché manca, visto che lei parla di anni in cui si aveva la sensazione di avere più risorse pubbliche, perché poi alla fine avevamo un debito pubblico che abbiamo tuttora, vabbè, è aumentato in questi giorni. Ecco, è aumentato in questi giorni. Perché se non si è fatto all'epoca che c'erano risorse, tante risorse, oggi che si dice che ci sono meno risorse, sembra impossibile poter realizzare questa cosa. Lo dico con rammarico perché sembra che stiamo dando la colpa a qualcuno, però un po' la colpa è nostra, proprio del cittadino. Mentre l'ospedale era una certezza e spesso l'avevi proprio nel tuo paese, avevamo moltissimi ospedali in Italia, la chiusura degli ospedali è stata ostacolata come poche altre realtà nel nostro paese. I sindaci con la fascia, i parroci, le associazioni di cittadini, il non chiudere gli ospedali ha comportato spese enormi per ospedali inutili e aggiungo anche, sapendo quello che dico, dannosi. L'ospedale piccolo, al di sotto di un certo numero di posti letto, statisticamente che cosa hanno da vedere i medici, su che cosa lavorano? Per cui nella ricerca dell'ospedale nel momento grave, al pronto soccorso di un ospedale piccolo era senza pronto soccorso. Allora si andava nell'ospedale più grande, nel frattempo si moriva sull'ambulanza e si diceva mala sanità. È andato avanti per un ventennio questo, adesso il numero di posti letto per 1000 abitanti è diventato decoroso, nel senso che corrisponde alla necessità di poter coprire servizi e anche finanziamenti. E nel frattempo sì, si è molto modificato il territorio. La regione Veneto è tra le regioni che hanno avuto meno privato ed è una grande garanzia perché il pubblico qui ha sempre risposto. In momenti di difficoltà economica è evidente che il sistema sanitario, che ha bisogno di molte risorse, diventa un elemento difficile per le regioni che hanno la competenza primaria. E qui dico io, politicamente prendendomi la responsabilità, questa primazia nella sanità fa sì che se nasci in Veneto piuttosto che in Calabria hai risposte diverse e l'articolo 3 della Costituzione oggettivamente viene cancellato perché non si può essere fortunati o no in sanità. Il bisogno di salute è uguale a Trento o a Reggio Calabria. Lei sicuramente sa che c'è un referendum consultivo proprio per l'autonomia delle competenze. Nel Veneto si vota il 22 ottobre e quando si parla di autonomia ovviamente il bilancio regionale all'89% è sanità. Che cosa vorrebbe dire? È che il Veneto vuole isolarsi in caso di un sì, che poi è comunque una... Nella sanità è l'unica cosa che i nostri politici regionali, sia che siano lombardi, essendo io milanese, sia che siano veneti, non hanno molto da chiedere come autonomia, perché sulla sanità
è una competenza primaria. Quindi già ce l'hanno. È il Fondo Sanitario Nazionale, è un fondo che diventa regionale e siccome le regioni, a secondo della forza, della potenza anche politica, ma comunque della storicità di ciò che hanno, già portano a casa da parte del Fondo Sanitario quanto serve. Se la Regione Veneto o la Lombardia per finanziare la sanità, per finanziarla meglio, per non avere più liste d'attesa, per avere tutto il dicibile, per avere i farmaci più costosi, vogliono aumentare il fondo sanitario regionale, devono aumentare le tasse. Cioè l'autonomia in sanità vorrebbe dire anche ci teniamo tutte le nostre tasse, sì, ma le aumentiamo per tenercele tutte. Si potrebbe, lei cita le liste d'attesa e non è un mistero che nell'eccellenza della sanità veneta però le liste d'attesa siano ancora un elemento oggettivo e il fatto che ci sia poco privato convenzionato non dà libero sfogo come magari in Lombardia che con il privato convenzionato si riesce a rendere sostenibile e ridurre le liste d'attesa. Che cosa bisognerebbe fare qui in Veneto? Dappertutto, non solo in Veneto, perché anche là dove c'è il convenzionamento, dopo aver avuto l'accreditamento, ci sono tetti di spesa, quindi non è detto che avere a disposizione più offerta si risponda lo stesso alla domanda, perché in sanità domanda e offerta sono un gran problema, perché più servizi ci sono più aumenta la domanda, è incredibile ed è di nuovo un po' colpa nostra. Anche in crisi economica? È anche un po' colpa nostra e le domande che facciamo noi ai medici, nel senso che c'è molto consumo sanitario. Se noi, per esempio, gli screening, quelli doverosi e dovuti per fasce d'età, per situazioni a rischio, li facessimo sempre con continuità, avremo una prevenzione molto più accurata e quindi poi avremo magari meno problemi a monte, a valle a quel punto, perché abbiamo sistemato la vicenda a monte. Allora, come facciamo a ridurre le liste d'attesa? Intanto io ritengo che se c'è una lista d'attesa, un'azienda vera, e si chiamano aziende oramai, sì, certo, le nostre, un'azienda vera non consente ai suoi operatori di lavorare o intramegna o a part-time. Nel senso che chi è dipendente dal mio sistema sanitario, che è lo strumento più efficace, più prezioso, più costoso, più democratico, è a disposizione del mio popolo. Quindi chi dipende dal sistema sanitario deve fare solo il sistema sanitario. Se non ho più liste d'attesa, siete stati così bravi, avete fatto così bene, allora posso concedere in termini contrattuali, in termini convenzionali, una libertà totale senza avere rapporto con noi perché ci saranno le assicurazioni. La lista d'attesa si libera solo facendo lavorare di più la diagnostica, soprattutto quella sofisticata, può lavorare 24 ore su 24. E perché non lavorano? Qui c'è l'apertura all'esame di notte. Vanno però... le centrali elettriche giorno e notte, mi pare che la sanità sia anche più importante, e una diversa organizzazione degli operatori. Sono due strumenti più una grande operazione culturale su noi cittadini, affinché chiediamo ciò che serve e non ciò che è inutile. Beh, questa operazione culturale credo che spesso si siano chiesti più esami e i medici li abbiano prescritti, perché non è che un cittadino alcuni esami se li può, forse anche per difendersi, no? Cosa dicendo? Perché c'è anche questo problema della malpractice. Ma diciamo la verità che anche quando non c'è la malpractice il medico ha proprio paura di essere denunciato. La medicina difensiva che difende il medico dagli eccessi di domanda e di criticità da parte dei pazienti sta facendo del male ai pazienti e al sistema sanitario. Quindi forse anche noi dovremmo sapere con un po' più di granus salis che la sanità è costosa, è preziosa, va utilizzata, non consumata. Lasciamo lo spazio alla pubblicità, torniamo subito dopo, continuiamo a parlare di sanità con Maria Pia Garavaglia. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, ospite questa mattina Maria Pia Garavaglia, esperta in politica sanitaria, ma ministro alla sanità, insomma espertissima di appassionata di sanità, e io le sto chiedendo, perché è interessante, un'occasione opportuna, come è cambiata la sanità nelle regioni, anche alla luce di questa autonomia che si richiede in Veneto, autonomia che di fatto in materia sanitaria tutte le regioni hanno.
e lei ci stava un po' spiegando, no? Quanto poi dipende anche dalla mentalità del cittadino avere dei risultati che si potevano evitare, parlo delle liste d'attesa, magari accettando di buon grado anni fa l'accorpamento di alcuni ospedali eccetera eccetera, invece che avere l'ambulatorio sotto casa, forse questo si sarebbero liberate delle risorse e magari oggi sarebbero liste d'attesa più corte. Le aziende sanitarie sono diventate delle imprese. Come valuta il fatto che siano state eliminate alcune aziende? Perché a proposito di accorpamento, cioè il Veneto ne aveva in maniera esagerata. Beh, forse esagerata no, ma effettivamente adesso con l'azienda zero e avendo accorpato dei territori si dà la sensazione di risparmiare. Sì, nel senso che ci sono dei servizi che in questo momento sono magari doppioni anche rispetto ai dirigenti, agli operatori, man mano e per il turnover. Quindi certamente si può razionalizzare e in sanità razionalizzare non è un male. La razionalizzazione cosa deve però essere conseguente a una programmazione rigorosa. E la programmazione è legata anche un po' all'epidemiologia dei territori. Oramai sappiamo tutto. Io ho visto l'accorpamento delle nostre aziende in Veneto. Anche rispetto alla geografia, qualche volta, si sarebbe potuto magari guardare meglio come sono distribuiti i servizi anche per i trasporti, per la possibilità delle persone di muoversi. Quindi l'accorpamento in sé è certamente un dato positivo. È che arrivo all'accorpamento dopo aver studiato un po' sia il territorio sia l'epidemiologia di quella popolazione. Può darsi che in Veneto nel Veronese c'è stato il problema del FAS, cioè di un'acqua inquinata. Allora probabilmente in quella zona lì avere un laboratorio di prevenzione e di igiene pubblica è più importante che a Cortina, dove forse l'acqua è freschissima, è buonissima e trasparente. Organizzare i LEA la sanità a livello territoriale. La sanità ha bisogno, proprio perché abbiamo voluto che fosse così legata al territorio, la regionalizzazione così totale, così autonoma, affinché fosse vicina, corrispondente ai bisogni. L'ente locale, la regione è un grosso ente locale, è un vestito ritagliato su misura, mentre l'Italia intera, da Udine a Lampedusa, forse è il vestito del supermercato, largo, stretto a tutte le misure. Quindi mi servirebbe una programmazione molto più rigorosa. È che e con a causa, costi standard è ecco, possibile? dicevo che siccome il problema sono sempre i finanziamenti, è evidente che il costo standard è una indicazione, ma se lo uso per rispondere solo a quello, che fine faccio fare alla qualità di ciò che compro, quindi diventa un boomerang. Si è parlato dell'ambito sanitario, no? Quando si tratta di acuzie, un po' la mentalità anche del cittadino, che poi è una mentalità di cui è dovuto diventare consapevole, certo. Perché nel momento in cui hai un serio problema, io non ho mai visto qualcuno che si rivolgesse all'ospedale di prossimità, ma andava a Padova, va a Verona, eccetera, eccetera. Quindi preso atto che vale la pena, se c'è da andare in ospedale, ad andare ad un polo centrale, ecco, quindi fatto salvo che appunto rimane l'eccellenza della cura, si diceva poco prima che finché sei in ospedale, quei 5-6 giorni, tutto perfetto, meraviglioso, poi esci vai a casa e non c'è niente. Eppure anche nel piano sociosanitario ultimo della Regione Veneto si parla di medicina integrata, si parla di sociosanitario, sì. Che in Veneto è sempre esistito per una questione di volontariato, ma non è mai stato organizzato, perché le medicine integrate, sì, qualcuna c'è, però poi alla fine il medico di medicina generale H24, l'ospedale SPOC e non HUB, alla fine uno non sa dove raccapezzarsi e soprattutto l'aspetto sociale non tiene conto della popolazione che invecchia, di patologie sempre più croniche e di famiglie che sono lasciate a gestire le patologie dei propri cari con il sistema semplice delle badanti, con tutto il rispetto per questo sistema. Guardi, l'introduzione che lei ha fatto andrebbe bene o per un corso intero universitario o per un libro di testo, perché il sociosanitario è un argomento che ci accompagna da decenni, perché è talmente evidente che
la persona malata non è identificabile soltanto per il momento dell'acuzie, ma ci sarà il come abita, il come vive, il come sta. È un territorio ricco, un territorio povero, si sta nel centro di Verona o di Padova, si sta invece in una campagna sperduta, e quindi anche gli operatori devono essere capaci di leggere i bisogni e attraverso la programmazione poi dare una risposta. Sa che io incomincio a pensare che debba diventare obbligatorio avere gli assessori regionali che siano tutti assessori di sicurezza sociale, cioè il socio-sanitario devono essere dentro fisicamente l'istituzione, altrimenti ognuno parla per la sua parte. Il sociale è tutto delegato ai comuni, a proposito di autonomie, che non i comuni non hanno che soldi, hanno un porto di stabilità e che non hanno modo di organizzare poi delle strutture. E perché... penso che anche il governo debba avere il ministro della sicurezza sociale, non lo uso il welfare, non ci interessa parlare in inglese, che abbia il sociale e il sanitario, perché non è possibile che ci siano dei pezzi legati alle inabilità, alle disabilità, che sono addirittura Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute. Francamente, se l'unitarietà della persona e del territorio hanno bisogno di una gestione istituzionale che sia connaturata a essere sociosanitaria, perché tutto ciò che lei prima ricordava essere doveroso trovare sul territorio un paese civile, parla di diritti, ha bisogno di una gestione unitaria, e una gestione unitaria evita i doppioni e i triploni che sono legati anche ai campanilismi delle amministrazioni, ma ai campanilismi pure degli operatori sociali. Preferisco avere una casa di riposo perché ho quel tipo di personale e invece non ho l'hospice perché non ho quest'altro personale. Se ci fosse una gestione unitaria, la programmazione corrisponderebbe a servizi, a numero di abitanti e a numero di bisogni che si sanno essere presenti su quel territorio. È indispensabile la gestione unitaria, perché il socio-sanitario è un mito che stiamo, tutti noi, io vengo dal volontariato, che stiamo inseguendo da 20-30 anni. E come mai non si è potuto realizzare, e come mai oggi io penso che dietro la frase domiciliazione ci sia una bella ipocrisia che in qualche modo con la parvenza etica che ognuno sta meglio a casa propria. Ah beh, questa è una bella storia. Ecco, e alla fine delego la risoluzione di un problema che invece andrebbe presentato in maniera strutturale. Davvero qualche volta si sta meglio a casa propria, ma fino ad un certo livello. Noi illusi, dico noi perché partecipavo a quella generazione, avevamo pensato non solo all'assistenza domiciliare, quella legata più al sociale, alla situazione di disagio, di povertà, all'assistenza domiciliare integrata, dove introducevamo elementi di sanità, quindi con professionisti della sanità, che era l'infermiere, e arrivavamo addirittura alla ospedalizzazione domiciliare. Erano sogni che abbiamo visto si scontrano sulla realtà, perché i bisogni ad un certo punto della persona, anziana o minore, nella famiglia sono superiori alla capacità organizzativa, sia dei generosissimi familiari, sia degli operatori che vengono dei volontari. Quindi io credo che ci sia un ben stare a casa fino a quando il bisogno, soprattutto sanitario, non diventa di grande peso. Però in questo momento puoi solo stare a casa con una badante, perché anche se si supera il senso di colpa, non ci sono le strutture, o ci sono a prezzi e a tariffe proibitive, tanto più che c'è un impoverimento progressivo anche delle fasce di reddito, perché magari quelle persone che oggi hanno 80 anni, hanno una buona pensione, hanno dei figli ancora con delle pensioni, che hanno 65, anche loro, anni, che hanno avuto dei redditi, ma se passiamo a generazioni dove appunto c'è un depauperamento, no, proprio del reddito, come si fa a rendere sostenibile? Guardi, lei ha citato le badanti, sono state una soluzione finora enorme, perché altrimenti le case di riposo, le case di accoglienza, le RSA sarebbero state ancora più insufficienti di quanto lo siano già adesso. L'unico nostro problema vero, io mi ricordo quando ero presidente della Croce Rossa Italiana, avevo fatto il corso per le badanti, nel senso che almeno un po' di professionalizzazione, perché è la dignità della persona che lo esige. Non basta stare lì giorno e notte sapendo che c'è una persona che comunque se cade c'è, se ha bisogno di essere imboccata in bocca, c'è bisogno anche di sapere con chi si ha a che fare. Quindi una culturazione anche di persone che possono mantenere bene a casa le persone, però formate a trattarle con la dignità che si meritano.
E non si può pensare anche, si parla sempre di strutturazione e pianificazione, e pensare perché anche queste persone, indubbiamente formiamole, però è anche per i loro diritti inconcepibile, c'è il burnout, no? Che riguarda tutti quelli che lavorano in ambito sociosanitario, H24 costantemente, 7 giorni su 7, con una mezza giornata di riposo è abbastanza difficile anche da affrontare il tema dell'assistenza. Certo. Non si può pensare ad una assistenza diffusa con un meccanismo organizzato come quello del diritto del lavoro 8 ore al giorno? Beh, oggettivamente è tutto possibile. No, ma dico, è sostenibile economicamente oppure no? Adesso che la badante è un fatto privato, è sostenibile dal sistema pubblico, perché è un problema che non ha. Certo. Se dovesse essere il sistema pubblico ad organizzarlo, ci sarebbe il problema, nel senso che allora il territorio deve davvero distinguere i servizi ad alta intensità sociale e i servizi ad alta intensità sanitaria. In base a questi servizi preparare gli operatori. Se sul territorio questi operatori alleggeriscono ospedali con ricoveri impropri, alleggeriscono le altre strutture a carattere di domiciliazione totale a carico dello Stato, potrebbe essere una programmazione pensabile e pensata. Per ora le badanti risolvono i problemi dei privati ed è per questo che nessuno le disturba chiedendo una patente o un diploma ed è per questo che per ora le nostre case di riposo, le case d'accoglienza, le RSA hanno liste d'attesa sì, ma accettabili perché sono le badanti. È un'operazione culturale, professionale, economica, sindacale. Ciascuno di quelli che ha questo problema, se man mano fa crescere la domanda, sa, la politica ha bisogno che ci sia una richiesta che dà consenso per rispondere. Se tutti la pensiamo così, possono cambiare le cose. Secondo lei si andrà verso anche una visione, io non dico di costruire più case di riposo perché magari mi tacciano per colei che vuole parcheggiare gli anziani, ma ci sono anche situazioni dove comunque l'anziano, per quanto sia casa sua, con delle patologie, rischia di diventare isolato nella sua abitazione con la badante, proprio perché magari in un contesto più attrezzato potrebbe, e visto che andiamo verso una cronicizzazione sempre maggiore di alcune patologie, non si parla dell'anziano che è autosufficiente, che ha bisogno magari che qualcuno gli dia un'occhiata per non cadere, parliamo di persone che... Le persone che hanno bisogni sanitari, è evidente che adesso per la gran parte, proprio in termini che so io, forse il 75-80% sono già in quelle che chiamiamo, in ogni regione hanno nomi diversi. Vabbè. Però le case di riposo dove c'è molta sanità si chiamano RSA, residenze sanitarie assistite. Allora, per regioni abbiamo situazioni diversificatissime. Al sud pochi vecchi vengono collocati in case di riposo, in case di accoglienza, perché è proprio la struttura familiare o forse anche la struttura economica. Sì, perché poi c'è questo elemento. Per cui invece che una badante stanno a casa le persone che hanno già le loro pensioni di invalidità, eccetera. Da noi la lista d'attesa per le case di riposo è relativamente breve, quindi per ora in regioni come la Lombardia e il Veneto il sistema delle badanti per chi non è non autosufficiente e i posti per i non autosufficienti man mano si sono avvicinati al bisogno. Purtroppo questo è il trend, si sa che invecchiamo, che aumenta l'aspettativa di vita, che se anche, come dicono a casa mia, che la vecchiaia non è una malattia, prolungandosi l'età, in una certa fascia di età incominciano a collocarsi 1, 2, 3 malattie. Ci sono un paio di patologie, più bisogni di sanità, più bisogni di farmaci. E più bisogno anche di soldi. Allora io mi chiedo, è sostenibile continuare perché comunque ogni persona non autosufficiente ha delle indennità di accompagnamento, cioè dei soldi che magari vengono da diverse suddivisi e non è pensabile mettendo insieme queste risorse a creare una struttura meno dispersiva da un punto di vista proprio della sostenibilità economica? Il mio sogno, ma secondo me prima o poi la realtà dei fatti lo chiederà, di avere gestioni unitarie, cioè il Ministero della Sicurezza Sociale, l'assessore regionale, l'assessore comunale, unitario, queste spese
da parte dello Stato e questi redditi, si va per dire, da parte del cittadino, troveranno delle canalizzazioni che sono servizi al posto di soldi, e i soldi sono quelli che ti toccano per la pensione, eccetera. Adesso invece, non essendo di servizi, ti do i soldi. E ognuno poi si organizza come vuole. Ed è uno degli elementi di difficoltà, perché i cittadini bisognosi avrebbero bisogno tutti delle stesse risposte. Parliamo anche di una maggiore perequazione. Lei sa, in politica si è impopolari quando si aumentano le tasse a livello territoriale, soprattutto quando magari queste tasse vanno a implementare la spesa sanitaria. No? Per cui non mettiamo l'IRPEF, eccetera. Ma allora non si potrebbe agire su una maggiore perequazione, perché ci sono tante esenzioni che magari non sono necessarie, sono giustamente esenzioni per patologia, ma magari il reddito. Non si potrebbe trovare un maggiore equilibrio delle risorse e magari togliere delle esenzioni a chi a chi magari è sempre in quella fascia di povero, estremamente povero, poi abbiamo dei casi, io ho provato, il nullatenente che poi tiene più di tutti. Ma siccome io ho provato, posso dire una cosa fatta, non so, dopo l'hanno cambiata. Io avevo stabilito le esenzioni per l'età pediatrica, per l'età geriatrica, quindi non, e per la cronicità, perché tutti gli altri che non sono pediatrici, non sono bambini, non sono anziani del 65 in su e non sono cronici, saremmo noi due, che francamente a secondo del reddito potremmo prenderci. Uno paga a seconda del reddito. Poi dopo di me queste esenzioni sono state tolte ed era una di semplicità assoluta, perché non c'erano più i ticket per nessuno, nel senso che i farmaci fascia A erano uguali per tutti. B, pagare il 50% se non eri pediatrico, cronico o geriatrico, e la fascia C se la pagavano tutti, perché se uno vuole anche un farmaco che non serve, insomma, sono però fatti nel suoi. caso in cui avessi un'emergenza, non sono 65 anni, ho tutto quello perché che... l'ospedale sarebbe comunque gratuito per tutti, eccetera. Abbiamo provato, è durato solo il tempo del governo Ciampi. Ma questo per una questione politica? E quelli sono venuti dopo di me, non so, hanno fatto male i conti, perché noi avevamo speso di meno invece che di più, avendo dato più servizi, quindi sarà stato un fatto solo politico. Si spende molto in sanità e spesso servizi, e non parliamo soltanto del solito refrain, le regioni del sud, eccetera, eccetera. I servizi però spesso non sono così. Parliamo anche semplicemente, torniamo alla medicina integrata, no? Questo miraggio del avere un medico, chiunque esso sia, H24 in un polo ambulatoriale, che quindi liberiamo il pronto soccorso, cioè e costa meno un intervento per un mal di gola che comunque andare in pronto soccorso. Ecco, perché non si riesce a realizzare neanche questo? O se ci sono degli esempi in Italia... Questo è proprio vero in sé, nel senso che noi abbiamo i medici di medicina generale che sono l'accesso al sistema sanitario, perché loro prescrivono sia un farmaco, sia un ricovero, sia una diagnosi. Allora, questi medici sono convenzionati, cioè hanno un rapporto libero professionale col sistema sanitario. I servizi del sistema sanitario sono servizi pubblici. Queste persone hanno orari di lavoro e prestazioni che non sono consone. No. Quindi, altra mia idea è che i medici di medicina generale devono diventare dipendenti del sistema sanitario. Ci sono delle regioni come l'Emilia Romagna, come sta facendo adesso la Lazio, la Lombardia li chiama con un altro nome, ma hanno inventato, si va per dire, le case della salute. E che funzionano? Alcune sì, nel senso che è proprio legato, il problema è legato alla qualità degli operatori, ma io mi metto ancora nei panni del cittadino. Il cittadino deve pretendere, se va in una casa della salute e c'è tutto, c'è il medico, c'è l'infermiere, c'è il fisioterapista, e quando la cosa è urgente e importante allora si è accompagnati con il codice giusto all'ospedale. Se è così e nell'altra casa della salute non è così, insomma, il cittadino si faccia carico di andare a protestare. Mi pare che ci siamo abituati anche per una sfiducia generale in questo momento verso la politica, tanto non cambia niente. No, le cose cambiano solo che lo vogliamo. L'833, se non fosse stata voluta pesantemente dai lavoratori italiani, dai sindacati e dai partiti, non ci sarebbe stata. C'erano le mutue e le mutue andavano avanti con i loro sistemi, i loro bilanci. Quindi il cittadino, se si muove sapendo che cosa volere, non ciò che non serve, ma solo ciò che serve, alla fine la politica deve rispondere, perché la politica ha bisogno dei voti. Quindi non c'è il rischio che in Italia si arrivi come
adesso? No. Se non ha un'assicurazione non si è... No, è evidente, io arrivo anche a dire però un'altra cosa, che si potrebbe avere assicurazioni integrative, per avere il di più. Uno vuole andare anche alle terme. E anche per garantire ad un sistema, per chi non ha, avere... Esatto. Avere la perequazione ha già risposto lei. È possibile appunto integrare il monte fondi che è enorme del sistema sanitario con fondi privati per integrare ciò che io potrei fare, lei può fare, e così invece chi non può ha il sistema sanitario che risponde. Quindi serve una migliore pianificazione, mi sembra di aver capito, che risponda ai bisogni attuali e che non... che cambiano continuamente. La nostra modestia dovrebbe essere questa, come operatori, di sapere che siccome cambia tutto in fretta, non bisogna essere così micragnosi a difendere nei modelli. Certo. Ringrazio Maria Pia Garavaglia, ringrazio voi, subito dopo la pubblicità, altri ospiti ed altri argomenti. A 7 in punto, arrivederci.